Ugo Jetti era considerato il principe dei giornalisti italiani. Tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera, patriarca della terza pagina dal 1898 alla sua morte, avvenuta a Firenze nel 1946. Alla terza pagina Ojetti aveva dedicato per mezzo secolo le sue forze migliori. Egli fu in campo artistico di fatto un arbitro del gusto del suo tempo, un gusto che contribuì a indirizzare, oltre che dalle pagine del Corriere della Sera, anche attraverso un'infaticabile attività di promozione culturale, ideando e realizzando mostre, fondando riviste, curando le acquisizioni di musei e gallerie e guidando innumerevoli concorsi pubblici. Ma Ugo Jetti fu anche in proprio collezionista di arte. L'amore di Ojetti va innanzitutto all'arte antica e si circonda di capolavori che ne testimoniano la grandezza. Egli fu, in tempi in cui era un precursore di tutto questo, uno riscopritore del barocco, in un periodo in cui il Seicento era inviso ai più, e anche apprezzava l'Ottocento italiano, in un periodo in cui invece ci si voleva quasi sempre staccare dall'adesione alla realtà che l'Ottocento comportava. Ben consapevole della drammatica crisi in cui versava l'arte contemporanea, dove tutto ciò che aveva costituito termine di riferimento e di sostegno per l'artista, quindi l'ambiente sociale, la committenza, i contenuti, era andato perduto, Ojetti si interessava però anche agli artisti del proprio tempo, sia quelli appartenuti a un passato allora recentissimo, vale a dire Fattori, Signorini, i Macchiaioli, Michetti, Grandi, De Nittis, Zandomenichi, sia ai giovani, spesso allora appena all'inizio della loro esperienza, quindi Felice Casorati, Ghiglia, Carena, Oppo, Graziosi, Maraini, Oppi, Arturo Romano Dazzi, Andreotti, Trentacoste, Sacchetti, Marini, Messina, Berti, Annigoni, solo per citarne alcuni. Aveva nella sua collezione, per tornare a qualche decennio prima, anche due capolavori di Pelizza da Volpedo. Con questi stessi artisti comunque Ojetti si confrontava sulle pagine del Corriere della Sera con studi, ritratti, recensioni di esposizioni grandi e piccole. Spesso era loro giudice in concorsi pubblici o nelle commissioni d'acquisto per i musei. Con molti ebbe rapporti personali, testimoniati dallo sterminato carteggio che è tuttora conservato e che ne rivela il ruolo di guida, di punto di riferimento che Ojetti rivestì per molti anni per molti artisti. Egli esercitò sostanzialmente una forma di mecenatismo personale tramite la commissione di illustrazioni, copertine e decorazioni per i suoi libri e le sue riviste, ritratti di se stesso e dei propri familiari, opere di pittura, scultura, arti applicate destinate ad adornare la propria abitazione. Ma le opere entrano in primo luogo nella sua collezione tramite acquisti fatti alle esposizioni o direttamente negli studi. Non mancano i doni degli artisti grati di un aiuto. La collezione era dedicata soprattutto all'arte italiana, ma comprendeva anche opere importanti di autori stranieri. I suoi punti di maggior forza erano senz'altro le opere di Giovanni Fattori, che Ojetti aveva conosciuto personalmente, quelli di Oscar Ghiglia e dello scultore libero Andreotti, che gli furono particolarmente vicini. La collezione era ospitata inizialmente nel villino di Via della Robbia a Firenze e poi nella nuova dimora di Ojetti, la Villa del Salviatino alle pendici di Fiesole, che Ojetti aveva acquistato nel 1911 e dove egli visse circondato e quasi protetto dalle opere d'arte collezionate e amate nel corso di una vita. Questo era uno spunto di riflessione su una grande figura del giornalismo italiano del primo Novecento, Ugo Jetti, firma storica del Corriere della Sera. Erano stralci dal saggio di Giovanna De Lorenzi Da Fattori a Casorati, capolavori della Fondazione Ojetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.